Ampia la partecipazione popolare al corteo di protesta per la drammatica crisi idrica in provincia di Agrigento organizzata dal Cartello Sociale. Domani si celebra la festa della Repubblica, la manifestazione si svolgerà al Tempio di Giunone e saranno consegnate le onorificenze da parte del prefetto. Si potrà entrare gratuitamente alla Valle dei Templi. 2 rinvii a giudizio per l'esplosione dell'11 dicembre del 2021 a Ravanusa che causò 9 morti, tra cui una donna che avrebbe dovuto partorire dopo pochi giorni. Presentata a Raffadali la nuova edizione dell'agenda scolastica Il mio diario, presente anche il questore di Agrigento Palumbo. La Giunta di Naro ha approvato all'unanimità l'ipotesi di bilancio riequilibrato per gli anni 2020-2024. Il documento sarà ora inviato al Consiglio Comunale per la sua approvazione. Il cardiochirurgo riberese, dottor Giovanni Ruvolo, sarà insignito del titolo di accademico onorario di Sicilia. La cerimonia si terrà il prossimo 3 giugno al Teatro Politeama di Palermo. Cresce l'attesa per lo spareggio di ritorno del Pro Favara, domani per il probabile passaggio in Serie D. Le ultime novità in casa Agragas. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Si è svolto stamani il corteo di protesta per la drammatica crisi idrica in provincia di Agrigento, indetta dal Cartello Sociale, con in testa Don Mario Sorce dell'Ufficio Pastorale, i rappresentanti dei sindacati CISL, CGIL e UIL, rappresentati da Carmela Petralia, Alfonso Buscemi, Gero Acquisto e tante le associazioni della città che hanno voluto così partecipare, mostrando la loro rabbia per l'acqua che manca, il servizio. Si è svolto stamani il corteo di protesta per la drammatica crisi idrica in provincia di Agrigento, indetto dal Cartello Sociale, con in testa Don Mario Sorce dell'Ufficio Pastorale, i rappresentanti dei sindacati CISL, CGIL e UIL, nelle persone di Carmela Petralia, Alfonso Buscemi e Gero Acquisto e tante associazioni della città e gente comune che hanno voluto partecipare mostrando la loro rabbia per l'acqua che manca, i turni lunghissimi. Vogliamo l'acqua, lo slogan urlato da Don Mario Sorce per tutto il corteo, che si è snodato da piazza Porta di Ponte fino alla sede del municipio di Agrigento, quindi un comizio dove si è ribadita la necessità di prendere da parte delle istituzioni delle soluzioni concrete al problema. I rappresentanti del Cartello Sociale hanno anche chiesto un incontro con il primo cittadino, presentando una piattaforma rivendicativa e avere entro una settimana delle risposte concrete al problema. Presente l'arcivescovo Alessandro Damiano: il popolo di Dio ha bisogno dell'acqua, l'acqua è vita. La Chiesa è il popolo di Dio e il popolo di Dio ha bisogno dell'acqua, come tutti d'altro canto, l'acqua è vita. Se Francesco d'Assisi la chiamava sorella acqua, oggi forse bisognerebbe chiamarla oro blu, chi può dirlo? Intanto speriamo che viene l'acqua. Don Mario, Cartello Sociale è presente a questa iniziativa tra i promotori, ma in molti si chiedono quali saranno gli effetti di questa manifestazione. Innanzitutto speriamo che arrivi l'acqua e poi che coloro che hanno il dovere di affrontare per primo l'emergenza ma soprattutto l'ordinario faccia sì che l'acqua possa essere considerato non solo un dovere, perché le bollette arrivano puntualmente tra le più salate, ma soprattutto un diritto. Non deve mancare nelle case degli agrigentini, i turni devono essere equidistanti nei giorni per tutti i quartieri, perché ci sono quartieri che ricevono l'acqua dopo 20 giorni, altri che la ricevono con tempi molto più corti, e soprattutto a livello regionale affrontare l'ordinarietà, quindi investire sulla rete idrica. Che fine hanno fatto i soldi della rete idrica? Perché Agrigento non può continuare a perdere il 58% dell'acqua per strada.
perché non si finanzia il dissalatore di Porto Empedocle? In Sicilia ci sono altri progetti, più di 20 milioni si spenderanno a Cefalù per fare un dissalatore, mentre qui nemmeno se ne parla, per meno della metà della cifra. E naturalmente il dissalatore può servire solo in caso di emergenza, perché i costi sarebbero molto alti. La Sicilia, come tutte le isole, è circondata dall'acqua, ma è anche una regione montuosa e ricca di bacini e di pozzi. L'unico problema sono le infrastrutture idriche, a questo deve pensare il governo e la politica. Anche noi insieme al cartello sociale oggi siamo con tutti i cittadini agrigentini per ribadire che l'acqua è un bene naturale, è un diritto umano universale e tutti i cittadini di Agrigento non sono di serie B ma devono essere trattati in continuità. Ovviamente la siccità è un problema importante, ma non può essere ricondotto all'unica causa del perché l'acqua i cittadini di Agrigento la ricevono una volta ogni 7 giorni quando va bene. Le istituzioni e tutti gli enti preposti devono prendersi le proprie responsabilità e insieme trovare le soluzioni affinché i cittadini di Agrigento possano avere l'acqua come è giusto che sia tutti i giorni, perché appunto non possiamo stare più in silenzio, ma dobbiamo impegnarci e scendere in piazza per un diritto costituzionalmente garantito. I problemi climatici non possono essere una scusa alla mancata programmazione di interventi strutturali che la nostra terra aspetta da troppo tempo. Non possiamo più derogare, è necessario che chi ha la responsabilità cominci a intervenire, non è puntare il dito contro qualcosa quanto un voler contribuire a smuovere un po' la vicenda per poter garantire al nostro territorio un bene essenziale come l'acqua. In tanti si chiedono se le istituzioni risponderanno a questa forte richiesta. Le istituzioni hanno il dovere di rispondere a questa forte richiesta, la gente vuole risposte, noi siamo doppiamente condannati in questo territorio, oltre a morire di fame per mancanza di lavoro, di servizi e quant'altro, moriamo oggi di sete, è un problema atavico quello della mancanza dell'acqua. Guardate, è paradossale vivere in un'isola circondata dall'acqua, vivere in una provincia dove ci sono oltre 170 km di costa che toccano quindi la terraferma che tocca l'acqua, però noi moriamo di sete. Oggi noi chiediamo alle istituzioni di sapere il perché dobbiamo continuare a registrare questo problema. Non è possibile registrare questi turni oltre 15 giorni, non è possibile le famiglie non avere acqua, quindi debbono essere loro a dare a noi delle spiegazioni e dare a noi delle soluzioni. Noi ci siamo e continuiamo ad esserci. Certamente assieme con il cartello sociale rivendichiamo il diritto-dovere di portare le istanze dei cittadini nel palazzo. Sono decenni che il cambiamento climatico incombe e nessuno ha fatto nulla. Il governo regionale o i governi regionali degli ultimi 15-20 anni non hanno mai avuto a cuore la vicenda dell'Agrigentino. È di cronaca di questi giorni come gli agricoltori buttano a terra la fatica del proprio lavoro di un anno nel tentativo di salvare anche le piante. Nel centro storico non sono in condizioni neanche di comprarsi più l'acqua. È arrivato il momento che la Regione Sicilia, attraverso la Protezione Civile, scenda in campo per finanziare un dissalatore con urgenza. Non vogliamo essere presi in giro aspettando 3 anni, ci si dice, da parte del governo regionale per il rifacimento della rete idrica. Quella è una cosa che va fatta. Nei prossimi giorni bisogna obbligare l'azienda che ha avuto appaltato i lavori a metterci mano, ma qui il problema è d'urgenza, non si può aspettare i prossimi 3 anni. Il dissalatore finanziato dalla Protezione Civile. Alfonso, anche tu a questa manifestazione, che sei stato uno dei promotori tra l'altro? Sì, questa manifestazione nasce dopo il sit-in di protesta spontaneo che un gruppo di abitanti del centro storico ha fatto alcuni giorni fa davanti al comune. Da lì abbiamo deciso di organizzare una manifestazione autorizzata per dare la possibilità ai cittadini di manifestare la propria indignazione. Agrigento punto a capo non poteva mancare a questo evento. Assolutamente no, perché questa vuole essere il banco di prova della sensibilità dei cittadini agrigentini riferito al problema dell'acqua. Noi patiamo questo disservizio, chiamiamolo disservizio, è la carenza idrica, la patiamo da 50 anni.
Oggi sentiamo dire che c'è siccità, ma la siccità noi la subiamo da sempre e allora dobbiamo finirla con la storia che oggi in tempi di emergenza ci viene detto che riattiveranno il dissalatore di Porto Empedocle. Quello andava attivato in tempi non sospetti per consentire agli agrigentini di avere l'acqua almeno 3 volte alla settimana. Tanta gente insomma si è svegliata oggi ad Agrigento per manifestare il loro disappunto per la mancanza idrica. Due sono le riflessioni. La prima è che senza acqua non c'è civiltà, non c'è nulla, l'acqua è vita e dunque bisogna che ogni cittadino abbia l'acqua e l'abbia come si deve. La seconda riflessione vorrei che si approfondisse questo, il costo dell'acqua. Noi siamo passati in un ventennio da un costo ad un altro costo che è molto esoso, molto esagerato a confronto della situazione, delle possibilità delle persone. Sì, io sono scesa in campo a nome delle imprese della FIME Confcommercio che stiamo vivendo il dramma della mancanza d'acqua. Senza acqua non possiamo operare e quindi mi sembrava giusto essere presente con tutta la mia associazione. La famiglia della Confcommercio, come tu sai, racchiude tutte le imprese del territorio dell'Agrigentino, almeno la stragrande maggioranza, imprese che stanno soffrendo il dramma della mancanza d'acqua. Quindi è opportuno trovare nell'immediato una soluzione, perché senza acqua non si può operare e noi dobbiamo essere messi in condizioni di poter lavorare serenamente. Anche il Conalpa presente a questa manifestazione? Non potevamo mancare a questa manifestazione di civiltà, dovevamo esserci. E domani 2 giugno si potrà entrare in valle gratuitamente per la festa della Repubblica. Domani 2 giugno si potrà entrare alla Valle dei Templi gratuitamente per la festa della Repubblica, che cade così la prima domenica del mese. La Valle dei Templi di Agrigento ospiterà domani alle 10:30 la cerimonia di nomina dei nuovi cavalieri dell'Ordine al merito della Repubblica, organizzata dalla Prefettura di Agrigento con la collaborazione del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comune di Agrigento. Al Tempio di Giunone saranno altresì presenti gli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle, la fanfara dei bersaglieri di Caltanissetta, le autorità e il pubblico. Nel corso della cerimonia il prefetto Filippo Romano consegnerà le onorificenze ai cittadini meritevoli. Saranno gli alunni del liceo Empedocle a leggere il messaggio del presidente Mattarella. Ingresso gratuito anche al Museo Archeologico Griffo, che ospita il Telamone, ricomposto nel 1825, e a Casa Pirandello con il suo percorso immersivo sulla vita del grande scrittore e drammaturgo premio Nobel. Bene, una notizia che è giunta ora in redazione: il cadavere di un uomo è stato ritrovato tra l'erba alta oltre il guardrail in via Gramsci, a ridosso del Giardino Botanico, nel quartiere di Bonamorone. Sul posto presenti le varie pattuglie dei militari dell'Arma. Il corpo, stando a quanto emerge in questi minuti, è in avanzato stato di composizione. I carabinieri non sono ancora riusciti a identificarlo. Al momento, quando scrive Agrigento Notizie, è fitto di misteri su quanto sia accaduto. A chiamare i militari dell'Arma è stato un cittadino che, sentendo un odore nauseabondo, ha dato un'occhiata più approfondita tra le sterpaglie e si è accorto della salma mentre stava facendo una passeggiata. Sul posto è arrivato subito il medico legale. L'ipotesi che sembra con passare dei minuti prendere più corpo è che possa trattarsi del bracciante agricolo algerino di 69 anni che è scomparso all'inizio di maggio. 2 rinvii a giudizio per l'esplosione dell'11 dicembre del 2021 in via Trilussa a Ravanusa, in provincia di Agrigento, che causò 9 morti, tra cui una giovane donna che avrebbe dovuto partorire dopo pochi giorni il servizio. 2 rinvii a giudizio per l'esplosione dell'11 dicembre del 2021 in via Trilussa a Ravanusa, in provincia di Agrigento, che causò 9 morti, tra cui una giovane donna che avrebbe dovuto partorire dopo pochi giorni. A processo i 2 tecnici, Guido Catalano, ingegnere di 77 anni, direttore tecnico della Siciliana Gas. Al momento della posa della condotta del metano nel luogo in cui avvenne l'esplosione,
nonché firmatario nel 1999 del collaudo tecnico-amministrativo, e Carmelo Burgarello, di anni 88, responsabile tecnico dell'Amica SRL, l'impresa incaricata dalla committente siciliana Gas di eseguire lavori di messa in opera della tubazione incriminata. Così ha deciso il GUP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Zampino, che ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto Salvatore Vella. È stata rigettata invece la richiesta della stessa procura di archiviare l'indagine a carico dei 10 responsabili regionali e nazionali di Italgas iscritti per primi nel registro degli indagati. Il giudice ha disposto nuove ulteriori approfondite indagini, dando un termine di ulteriori 6 mesi. A opporsi alla chiusura del caso erano stati familiari delle vittime, tra cui il figlio del professor Pietro Carmina, assistito dall'avvocato Luigi Termini. Il docente di filosofia, con la sua lettera di pensionamento con cui salutava i suoi alunni, aveva commosso l'intera nazione ed era stato citato perfino dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno. Avviso della chiusura dell'indagine per 2 discariche, 32 gli indagati a Catania. I riflettori della procura sono stati accesi su Valanghe d'Inverno e Tiritì, Cocina e Orlando tra i destinatari del provvedimento, coinvolte anche le aziende RAP e Oikos. La corrispondenza da Palermo. La Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione indagine e contemporaneo avviso di garanzia nei confronti di 32 persone nell'ambito di un'inchiesta sui siti di discarica di Valanghe d'Inverno e Tiritì. Il provvedimento, notificato dai carabinieri del NOE della sezione di polizia giudiziaria, ipotizza abusi nella gestione, il trattamento e lo smaltimento di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. Tra gli indagati, imprenditori della Oikos SPA Orazio e Domenico Proto, il capo Dipartimento della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina, in qualità di dirigente generale del Servizio Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti, alcuni dirigenti e tecnici della RAP, l'allora sindaco di Palermo Leoluca Orlando, i 3 commissari nominati dal prefetto di Catania per la gestione della discarica in carica dal 19 dicembre 2014 al 3 febbraio 2017, Maurizio Cassarino, Riccardo Tenti e Stefano Scammacca. Chiusura indagine anche per 2 società in persona dei rispettivi rappresentanti legali, la RAP di Palermo SPA e l'Oikos SPA. Secondo un capo di imputazione dalla RAP di Palermo sarebbero stati conferiti nelle discariche gestite dall'Oikos rifiuti urbani indifferenziati e non come frazione secca come previsto per l'inadeguatezza e l'inefficienza degli impianti di trattamento meccanico biologico fisso e mobile in uso nella discarica di Bellolampo. Questo, secondo l'accusa, avrebbe permesso alle 2 società di conseguire ingenti guadagni. L'avviso di conclusione indagini è stato firmato dai sostituti procuratori Raffaella Agata Vinci Guerra e Angelo Brugaletta e vistata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso. I stessi magistrati che avevano chiesto misure personali e il sequestro dei beni delle 2 società indagate, che però il GIP ha rigettato. Contro questa decisione del giudice per le indagini preliminari, la Procura ha parzialmente presentato appello, tornando a chiedere la riforma della decisione con il sequestro dei beni della RAP di Palermo e dell'Oikos e la conseguente nomina di amministratori. La Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e il sostegno del Ministero dell'Economia, ha presentato la nuova edizione dell'agenda scolastica Il mio diario, destinata a 50.000 alunni delle future classi quarte di alcune province del territorio nazionale. L'evento si è svolto ieri a Raffadali presso l'Istituto Garibaldi Capuana alla presenza del questore di Agrigento Palumbo. Le interviste. Raffadali, la cerimonia di consegna del progetto Il mio diario. Per la vostra scuola, per i vostri alunni, cosa rappresenta? È un momento importante perché nell'ambito dell'educazione civica cerchiamo di inculcare appunto nei nostri ragazzi, nei nostri giovani, il rispetto delle regole, del rispetto delle norme, il rispetto della cittadinanza, il diritto alla cittadinanza, e quindi cerchiamo di educare i nostri bambini al rispetto delle regole e a rispettare anche la polizia, perché la polizia è un amico, la polizia, perché è quello che ti aiuta nel momento del bisogno e quindi dobbiamo considerarle dei veri amici.
Cosa avete preparato per questa accoglienza alle forze dell'ordine? Beh, abbiamo preparato come ospitalità dei canti e abbiamo fatto in maniera tale da introdurre appunto principalmente l'inno di Mamele, perché rappresenta il primo elemento della nostra Costituzione, quindi un bel canto, è il canto degli italiani e il canto di Mamele appunto. L'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al mondo della legalità. Il mondo della legalità nella maniera più vicina a loro. Cos'è c'è di più vicino di un diario per chi va a scuola? Certo, i tempi sono cambiati, oggi le tecnologie, gli smartphone, i tablet hanno sicuramente preso il sopravvento, però sai, il diario è qualcosa di molto simile a un libro, i libri non bisogna dimenticarli, ecco, perciò continuare a scegliere questo veicolo per avvicinare i ragazzi sicuramente è la via giusta. Tutte le forze dell'ordine cercano di occuparsi della vostra sicurezza personale. E nell'atrio del municipio di Sciacca è stata inaugurata Open Studi Aperti, la mostra di architettura che si svolge in contemporanea su tutto il territorio nazionale, organizzata dagli ordini degli architetti di Agrigento. Sentiamo le interviste. Eccoci qui anche quest'anno a Sciacca a inaugurare questa mostra di architettura in seno alla manifestazione nazionale Open Studi Aperti 2024. Quindi anche quest'anno Sciacca per 2 giorni sarà una vetrina nazionale della buona architettura prodotta in provincia di Agrigento, e devo dire che la scelta di Sciacca non è casuale, perché nella città di Terme rileviamo ricerca dell'architettura di qualità, e quindi l'obiettivo della manifestazione è quello di far conoscere il mondo dell'architettura non tanto agli addetti ai lavori, ma soprattutto al grande pubblico, con l'obiettivo di avvicinare il cittadino all'architetto e far capire anche al cittadino l'importanza della buona architettura per la qualità della nostra città, che poi si traduce anche nella qualità della nostra vita. Anche quest'anno l'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento ha aderito a Open Studi che si svolge in tutta Italia. La provincia di Agrigento, l'Ordine della provincia di Agrigento ha deciso di organizzarlo qui a Sciacca, dentro l'atrio, in questo meraviglioso atrio del comune di Sciacca, dove abbiamo riunito 18 studi di architettura di tutta la provincia per fare questo evento collettivo. L'Open si prefigge di presentare tutta una serie di iniziative architettoniche e non solo, anche artistiche, per sensibilizzare la gente al bello, all'arte e all'architettura. È lo scopo fondamentale di Open Studi. Open Studi apre gli studi a tutti ai non addetti ai lavori proprio per questa motivazione. Quindi anche a Sciacca, rispetto anche a tutta Italia, si sta organizzando, si sta facendo Open Studi. Io ringrazio tutti gli artisti, i colleghi e sponsor, perché succederà di tutto in questi 2 giorni, perché è un evento importantissimo. Anche quest'anno ci rincontriamo a Sciacca per il 4º evento Open Studi 2024. Fa parte di una manifestazione nazionale organizzata da tutti gli ordini, ma noi, a differenza degli altri ordini, l'Ordine Provinciale di Agrigento ha voluto accomunare questo evento, come anche gli anni precedenti, in un'unica location, coinvolgendo 18 studi più importanti e più interessanti della provincia di Agrigento. Un modo per sensibilizzare la committenza, avvicinarci al pubblico con un rispetto dell'architettura e con un senso di responsabilità. Una manifestazione dove non solo coinvolge tutti i progettisti, ma coinvolge anche gli artisti del territorio, è pertanto un'occasione unica che dobbiamo godercela in queste 2 giornate di oggi e di domani. Open Studi, sì, anche quest'anno sarà una manifestazione che avrà luogo a Sciacca il 31 maggio e il 1 giugno,
e vedrà coinvolti circa una ventina di studi provenienti da tutta la provincia che si riuniranno in un unico luogo fisico che è l'atrio superiore del comune di Sciacca per esporre i propri progetti e aprirsi alla città. Scopo di questa manifestazione, che è una manifestazione che si svolge in contemporanea in tutte le province d'Italia, è quello di coinvolgere la popolazione e aprire gli studi alla popolazione e spiegare anche il modo attraverso cui si svolge la professione dell'architetto. A Realmonte Marco Gallo e Salvatore Di Betta sono i neo-responsabili di area degli eventi del Teatro Costa Bianca. Le interviste al sindaco e ai protagonisti. Un altro obiettivo raggiunto, dopo la bellissima notizia del finanziamento di 3.220.000 euro, che è il finanziamento più grande, più grosso della storia del comune di Realmonte per la riqualificazione di un'area vastissima che è Giallonardo, siamo qua per dare il benvenuto al direttore, al responsabile di area del Teatro Costa Bianca, Marco Gallo, che ha questa grandissima responsabilità di riavviare le attività del Teatro Costa Bianca 2024, appunto, nell'ottica di Agrigento Capitale della Cultura 2025, dove si cercherà di fare sistema e di iniziare un percorso. A me piace pensare che si cammini tutti insieme e che questi percorsi sono guidati nei vari settori e per quanto di competenza da chi ha comprovata esperienza e professionalità in campo, e sicuramente ci consentirà di non solo rivoluzionare rispettando l'identità del Teatro Costa Bianca, il teatro, ma anche di accrescere il livello culturale che poi crea indotto e quindi le condizioni socio-economiche di un intero territorio. Io l'ho detto più volte, noi vogliamo essere in una direzione che è quella della bellezza, ma quella direzione presuppone conoscenza, cultura e competenze. E per questo io ho individuato, oltre a Marco che avrà il compito specifico, ecco, di guidare il Teatro Costa Bianca, altre figure quali ad esempio Sal Di Betta, che in un ambito che è più settoriale, la moda, la promozione eccetera, aiuteranno questa amministrazione insomma a crescere, e non solo, con anche Pietro e tanti altri. Che dire, io come primo cittadino ribadisco e come dire, manifesto la mia soddisfazione, confermo che avevo avuto un grande intuito già nel 2015 a cercarlo, a trovarlo, insomma a fargli realizzare questo video. Ho grandissime aspettative sul futuro e su questa persona che è grande e lo ha dimostrato, e quindi che dire, insieme sicuramente faremo la differenza e ci siamo senza soluzione di continuità. Ma per me essere il direttore artistico del Teatro Costa Bianca è un onore, è un grande privilegio e inevitabilmente anche una grande opportunità. Siamo già all'opera per il nuovo programma di questa stagione, nonostante la stagione sia alle porte, ma uno dei motivi che mi ha fatto accettare questo ruolo è perché si pensa già al 2025, quindi si riesce finalmente a programmare, a progettare un qualcosa che sia bello non solo per la comunità di Realmonte, ma per tutta Agrigento, provincia e anche per la Sicilia. Sono tante le attività che vogliamo fare e ci siamo messi subito all'opera per ridare al pubblico un grande teatro, perché parliamo di un'arena di quasi 2000 posti ed è giusto che venga ridata al pubblico e non vediamo l'ora di iniziare questo percorso. Io ci tengo a ringraziare il sindaco per la fiducia. Il mio primo video al Teatro Costa Bianca l'ho fatto più di 10 anni fa, quindi è chiaro che è come tornare a casa e sono molto motivato di intraprendere questo percorso. Ringrazio la sindaca Lattuca per avermi onorato di questo nuovo ruolo a disposizione del territorio di Realmonte e la città della Scala dei Turchi. Una grande risorsa, oltre la Scala, è anche il Teatro Costa Bianca, dove quest'estate, con altri nostri collaboratori, provvederemo a realizzare bellissime manifestazioni, oltre a valorizzare la piazza Umberto I con altre attività estive e eventi che possono valorizzare il territorio. Realmonte è anche Scala dei Turchi e Scala dei Turchi è anche Realmonte. Ringrazio il sindaco per questa opportunità e lei crede nei giovani e io metterò la mia esperienza e la mia professionalità a disposizione del territorio. La linea alla regia per la pubblicità.
A distanza di quasi un mese dalla tragedia di Casteldaccia, la Filea CGIL Palermo ha annunciato la costituzione di un comitato a supporto dei familiari delle vittime del lavoro. Se ne è parlato nel corso di un'assemblea. La corrispondenza da Palermo. Costituzione di un comitato per dare supporto legale, psicologico ed economico ai familiari degli operai vittime degli incidenti sul lavoro, presenti anche loro oggi all'assemblea indetta dalla Filea CGIL Palermo. Dolore e rabbia nei loro occhi per una giustizia che troppo spesso tarda ad arrivare e una burocrazia che logora. Tra i presenti Monica Garofalo, vedova di Giovanni Gnoffo, operaio vittima di un incidente sul lavoro il 19 ottobre del 2023 nel cantiere di Lidl in via Ugo La Malfa, e la vedova di Giuseppe Miraglia, uno degli operai morti a Casteldaccia il 6 maggio scorso. Stava facendo il suo lavoro, stava gettando il cemento, era chinato, non si è reso conto perché si è spezzato il braccio e gli è caduto addosso. E invece hanno detto che è caduto dall'alto. Mio non è caduto dall'alto, voi piedi per terra. Le notizie, se non siete certi, non le dovete dare. Le mie figlie hanno appreso della morte del padre da internet, dai giornali. Io ancora non le avevo chiamate per dirgli cosa era successo, perché io ancora non lo avevo visto, io ancora non lo sapevo. Questa cosa è terribile perché tu non hai neanche la speranza, cioè non puoi dire come quando si ammala una persona, speriamo che torna, speriamo che guarisce, non ce l'hai questa speranza. Tu sai che non lo vedi più e basta. E questa cosa è terribile, per non parlare di tutta la burocrazia che c'è dietro. Io sono solo incazzata perché mio marito se n'è andato a lavorare per mantenere i suoi 3 figli e non è tornato più. Oggi abbiamo voluto fortemente questo momento di confronto e di vicinanza rispetto alle famiglie che hanno subito questo dramma immane della perdita di un proprio familiare. Come Filea CGIL oggi lanciamo noi la costituzione di un comitato proprio per le famiglie, perché abbiamo deciso, ma già da tempo, di costituirci parte civile nei processi e appunto nel momento in cui dovessimo ricevere appunto dei risarcimenti metteremo a disposizione queste somme proprio per le famiglie e pretendiamo delle risposte, pretenderemo giustizia per le famiglie e vogliamo arrivare al punto in cui in questa provincia non accadono più questo tipo di infortuni. Sono passati 8 lunghi anni e è una giustizia che va male, di male in peggio, quasi tutti i lavori sono insicuri, perché lo Stato fa il bello e il cattivo tempo. Non lo sa che tutti i lavori sono lavoro e subappalto contro subappalto. Lavorava mio figlio su un pannello pubblicitario, l'altezza di 7 metri, il pannello non era in regola, con una passerella fatiscente, non avevano le imprese attrezzature di sicurezza che non sono mai esistite, non ci hanno avuto mai un controllo. Mio figlio 3 giorni ha avuto di vita e non c'era più. A 21 anni che lo Stato rifletta, ma è sempre assente. Si politica, ma non c'è niente. Giustizia e basta. La Giunta di Naro, nella seduta dello scorso 30 maggio, ha approvato all'unanimità l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2020-2024. Il documento, acquisito il parere da parte del Collegio dei Revisori, sarà inviato al Consiglio Comunale per la votazione. Solo dopo questo avverrà la trasmissione alla Commissione Ministeriale, che dovrà pronunciarsi sulla validità dei provvedimenti di risanamento approvati dall'amministrazione comunale. Sarà necessaria la convalida da parte del Ministero dell'Interno, a seguito del quale il Comune potrà deliberare il bilancio di previsione 2022 sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ed entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento ministeriale i bilanci di previsione successivi, nonché i relativi rendiconti, entro i 60 giorni. Confidiamo adesso nel riconoscimento della validità dei provvedimenti di risanamento adottati, dicono il sindaco di Naro Maria Grazia Brandare e l'assessore al bilancio Giuseppe Pendolino, i quali potranno finalmente assicurare una stabile gestione finanziaria. Alfredo Morvillo, magistrato in pensione, fratello della magistrata Francesca uccisa a Capaci, interviene sulla separazione delle carriere. È una mistificazione affermare che Giovanni Falcone era favorevole alla separazione delle carriere. La corrispondenza da Trapani.
È una mistificazione affermare che Giovanni Falcone era favorevole alla separazione delle carriere. Il magistrato ucciso a Capaci il 23 maggio del 92 disse che il PM non deve avere nessun tipo di parentela con il giudice e non deve essere, come invece oggi, una specie di paragiudice, ma quella frase fa parte di un discorso molto più ampio pronunciato da Falcone in 2 interventi del 1989 e del 1990. Giovanni era contrario alla separazione delle carriere, semmai era un sostenitore della cosiddetta separazione delle funzioni o quantomeno della necessità di una specializzazione per l'ufficio del pubblico ministero. È tranciante Alfredo Morvillo in merito alla riforma che il governo vuole attuare sulla separazione delle carriere, inserita in quella che è il riordinamento della giustizia. Nell'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, l'ex giudice, nonché fratello della magistrata Francesca Morvillo, ha ribadito che le affermazioni di Falcone sono state decontestualizzate. Infatti, spiega Morvillo, c'era una necessità. I PM non avevano esperienza di coordinamento delle indagini, per questo avrebbero dovuto avere una preparazione supplementare, al di là delle semplici materie del concorso. D'altra parte, se parliamo di separazione delle carriere, dovremmo anche ricordare che tipo di carriera ha fatto Giovanni, dice ancora. Ma questo è il solito giochetto, dice. Usano il nome di Falcone come prova della bontà delle loro tesi. Eppure, sottolinea Morvillo, quando il ministro parla di concorso esterno, di intercettazioni o di 41 bis, si guarda bene dal citare Falcone. Come mai? Forse perché in realtà tra le posizioni di Nordio e quelle di Giovanni c'è un po' un abisso. Lo stesso ha fatto Paolo Borsellino. Così i fautori della riforma si fanno scudo con le parole del magistrato ucciso il 23 maggio. E, prosegue ancora Morvillo, dico a Nordio di lasciare riposare in pace morti, vada pure avanti con le sue riforme, anche più inutili di questa, ma la smetta di citare, a sproposito, il nome di chi non c'è più e non può replicare. Infine Morvillo ha commentato così il testo di riforma approvato da poco in Consiglio dei Ministri. Ritengo che sia gravemente offensivo dipingere giudici come passacarte delle procure, influenzabili solo per aver fatto lo stesso concorso del PM, ma risponde ad una operazione portata avanti negli ultimi anni da quasi tutte le forze politiche. Si vuole diffondere sfiducia nei confronti della giustizia, solo che quando in un paese viene meno la fiducia nella giustizia, conclude, cominciano ad essere in pericolo anche le libertà democratiche. Ad una settimana delle elezioni europee, Forza Italia si conferma il partito di centro che attrae maggiore consenso nel popolo moderato e fioccano le adesioni anche in provincia di Agrigento. Ieri un partecipato incontro a Ravanusa alla presenza del vice coordinatore regionale, onorevole Riccardo Gallo, con molti attivisti e professionisti. Il deputato regionale Riccardo Gallo ha accolto l'adesione dei consiglieri comunali tra i più votati nell'ultima competizione elettorale amministrativa. Hanno dato la loro adesione Lisa Alaimo e Tonino Nobile, come vediamo dalle immagini. E il cardiochirurgo riberese, dottor Giovanni Ruvolo, sarà insignito del titolo di accademico onorario di Sicilia per la sua prestigiosa carriera nella scienza, ricerca e medicina cardiovascolare. La cerimonia si terrà lunedì 3 giugno alle ore 11:30 al Teatro Politeama di Palermo. L'importante riconoscimento è stato assegnato per il suo impegno e contributo alla medicina. Un corso di apidologia si è svolto all'Istituto Gallo di Agrigento con la partecipazione di esperti nella materia. Noi abbiamo seguito l'evento. A Niccolò Gallo un interessante corso di apidologia in collaborazione con l'Università di Palermo. Ci spieghi meglio il senso dell'iniziativa, Presidente?
È un'iniziativa molto importante e coinvolgente per i ragazzi, che mira proprio a far acquisire delle competenze che vadano oltre lo scolastico e che integrino i programmi che normalmente vengono a essere svolti. Sono i ragazzi delle classi ultime, le classi quinte, che incontrano gli esperti dell'Università di Palermo, della facoltà di agraria, per approfondire la conoscenza delle api in un'ottica di rispetto globale del territorio, perché sappiamo benissimo che le api sono degli indicatori biologici del benessere di un territorio, pertanto vanno conosciute, tutelate, perché svolgono un servizio importantissimo. È un modo per far approcciare i ragazzi non solo a una scienza diciamo nuova, che di solito non viene approfondita e conosciuta quotidianamente, ma è anche un modo per farli interessare al territorio, alla tutela dello stesso. Rientra nelle attività di PCTO, di alternanza scuola-lavoro, che sappiamo benissimo avere un grande valore di orientamento. Chissà, i ragazzi potrebbero anche provare molto interesse per questo tipo di lavoro, per questo tipo di ricerca, e potrebbe rappresentare per loro lo sbocco futuro lavorativo. Interessante lezione sulle api, sul baco da seta, insomma quanto è importante un momento come questo anche per la formazione. Ovviamente è una cosa importantissima, anche perché noi facciamo opera di divulgazione cercando di sensibilizzare i ragazzi, non soltanto di quest'età ma anche quelli più piccoli, e far capire che gli insetti non sono soltanto qualcosa di noioso, ma da loro noi dipendiamo. Facciamo tutti parte di una catena e nel momento in cui un anello di questa catena si rompe, tutti ne verremmo meno. È stato sottoscritto il contratto di cessione del ramo d'azienda di Termini Imerese in favore di Pelligra Italia Holding. A renderlo noto è stato il Ministero delle Imprese. Il piano di Pelligra si è aggiudicato l'area con un'offerta di 8,5 milioni di euro e prevede anche l'assunzione di almeno 350 dipendenti della ex Blutech, attualmente in cassa integrazione, e investimenti per la riqualificazione dell'area. La corrispondenza da Palermo. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy è stato informato dai commissari straordinari di Blutech SPA che è stato sottoscritto il contratto di cessione del ramo d'azienda di Termini Imerese in favore di Pelligra Italia Holding SRL. La cessione della proprietà resta condizionata alla finalizzazione del pagamento dell'intera somma e all'autorizzazione delle organizzazioni sindacali e istituzionali locali, che avverrà nelle prossime settimane, come da cronoprogramma concordato. L'assegnazione si inserisce in un più ampio progetto di rilancio del polo industriale di Termini Imerese, che riguarda, oltre alla riqualificazione dell'area industriale, il potenziamento del porto e lo sviluppo di un interporto integrato all'area. Adesso che la cessione a Pelligra del ramo di azienda Blutech di Termini Imerese è realtà, occorre subito procedere alla stipula dell'accordo sul riassorbimento di 350 lavoratori e contestualmente sul pensionamento di altri 180. Le due cose devono marciare insieme, chiediamo pertanto un incontro urgente col gruppo subentrante. Lo dice Roberto Mastrosimone della FIOM nazionale. Il sindacalista esprime l'auspicio che la cessione del ramo d'azienda sancisca e confermi i diritti dei lavoratori coinvolti, di quelli che torneranno al lavoro, di quelli che vanno in pensione, e che con l'accordo si possa chiudere definitivamente una vicenda che si trascina da troppi anni, dando certezze ai lavoratori diretti e dell'indotto e prospettive di sviluppo e di occupazione all'area. Passiamo ora alle notizie sportive. C'è grande attesa domani a Favara per la partita a spareggio di ritorno della semifinale nazionale dei playoff per il passaggio in Serie D. Ce ne parla ampiamente Giuseppe Moscato. È tutto pronto per il big match di domani pomeriggio alle ore 16 allo stadio Brucoleri, la partita di ritorno dello spareggio per la semifinale dei playoff per accedere al campionato di Serie D. Pro Favara e Pompei si incontrano in una partita dove è obbligatorio vincere. Il risultato della gara di andata a Pompei ha visto le due squadre 0-0. Adesso invece bisogna lottare per vincere. Qui a Favara è tutto pronto, la prevendita organizzata dalla società Pro Favara sta andando benissimo, la tribuna è già sold out da tempo e la gradinata si sta riempiendo. Naturalmente uno spazio è riservato anche
ai graditi ospiti di Pompei, con i quali gli Ultras di Favara hanno fatto una specie di gemellaggio per l'eccezionale accoglienza e afflato che c'è stato a Pompei. Dal punto di vista tecnico, questa mattina l'allenamento di rifinitura che darà al mister le ultime indicazioni sulla migliore formazione da schierare. Naturalmente c'è sempre un po' di tensione per il grande valore di questa partita, su quello che è successo in questa settimana, ma anche sulle prospettive della partita di domani. Abbiamo sentito il direttore sportivo Tino Longo. Siamo arrivati alla fine, diciamo, di qualcosa di importante, quindi dobbiamo completare quello che abbiamo iniziato. Noi abbiamo una squadra forte e quindi io mi fido dei miei ragazzi, io sono convinto che domani faremo risultato. Un risultato che deve essere obbligatoriamente di vittoria. Assolutamente sì, non c'è dubbio. Io credo che domani la mia squadra farà la partita del cuore, la partita della stagione, perché sanno che cosa si giocano e in casa non possiamo permetterci di fare un brutto scherzo. Già dal viaggio di ritorno da Pompei sull'autobus vi ho visti concentrati e convinti delle proprie forze. Ma noi siamo convinti di quello che può portarci nella categoria che tutti meritiamo, dalla dirigenza alla squadra, allo staff tecnico, e io non ho mai avuto esitazione a dirlo. Quest'anno voglio la Serie D e i ragazzi me lo devono. Che cosa è successo in questa settimana, direttore? Si è lavorato, si è recuperato bene l'ultimo infortunato che era D'Amico. Ora domani valuterà il mister, perché Andrea è un uomo importante per questa squadra, come lo è anche Retucci, che ha recuperato benissimo dalla botta, e quindi saranno tutti a disposizione del mister e lui sceglierà la migliore formazione, c'ha tutti a disposizione. E poi ho visto anche una città in fermento, la prevendita è quasi esaurita, ancora c'è qualche altro posto, insomma tutti vogliono essere presenti a questo big match di domani. Sulla sulla prevendita io già ne ero sicuro che sarebbe stato un successo, perché abbiamo sia Gardinata che Tribuna in sold out. Ora non lo so domani per quanto riguarda la curva come andrà a finire per gli ospiti, ma se avessimo avuto la possibilità di aprire la curva anche ai nostri tifosi avremmo riempito anche altre 1000 persone. E poi naturalmente, pensando in positivo, il rush finale, ma questo ne parleremo poi lunedì. Alla finale è una lotteria, quindi ci saranno 2 squadre che si andranno a lottare per vincere la Serie D, per vincere i playoff, e quindi per ora pensiamo ad andare in finale e poi vediamo. Ultras e tifosi pronti per domani, per incitare i colori della Pro Favara in questo ritorno dello spareggio dei playoff semifinale della Serie D. Tutto pronto? Sì, tutto pronto. Abbiamo fatto il primo tempo a Pompei e il risultato ci lascia ben sperare, e adesso dobbiamo completare l'opera per andarci a giocare tutto in finale. Lo stadio sarà pieno, noi siamo carichi come siamo sempre stati durante l'anno, e quindi incrociamo le dita. Si dice sempre che il pubblico è il 12° uomo in campo. Io credo che domani sarà il 12°, il 13°, il 14°. Siamo riusciti a portare quasi 200 persone a Pompei, di cui più di 50 ultras, quindi siamo preparati e domani saremo sicuramente più del 12° uomo in campo. A proposito di Pompei, avete fatto una sorta di gemellaggio, una festa, veramente un incontro di sport e di amicizia. Allora, gli ultras del Pompei ci hanno contattato prima della partita perché c'era il problema del settore ospiti e sono stati disponibilissimi, si erano messi a disposizione per farci entrare addirittura insieme a loro e vedere la partita con loro. Lì ci hanno accolto alla grande e quindi noi ovviamente ricambieremo il tutto in casa come è giusto che sia. Presidente, tutto pronto per il grande incontro di domani, la partita di ritorno delle nostre semifinali. Grande pubblico, grande squadra e sicuramente grandi speranze. Sì, siamo pronti, sto andando a salutare i ragazzi perché ora li dobbiamo lasciare solo tranquilli. Il pubblico
già abbiamo venduto più di 1500 biglietti, quindi sarà pieno, stadio pieno, siamo pronti, l'adrenalina sale sempre di più. Ora cerchiamo di oggi stare rilassati, tranquilli, lasciamo i ragazzi tranquilli, con la speranza che domani finisce tutto bene, facciamo questa finale. Sicuramente è stata una settimana intensa, una settimana preparatoria per questo gran finale. La società, la squadra, i tifosi sperano tutti nel passaggio di categoria. Sì, ma anche noi lo speriamo, sì, è stata una settimana veramente, ringrazio a tutti per la collaborazione, dai giornalisti ai tifosi, alla dirigenza, magazzinieri, tutti, abbiamo tutto pronto, abbiamo sistemato tutto, voglio ringraziare l'amministrazione, i sindaci, i vigili, la polizia e la questura, tutti che già hanno tutto pronto e organizzato. E sentiamo ora le ultime novità in casa Caracas e le notizie sulle spareggi che interessano alcune squadre di calcio in questo servizio di Carmelo Lentini. È tutto fermo in casa Agregas in attesa che la dirigenza si sieda con tranquillità attorno a un tavolo e quantificare il budget da investire per la prossima stagione di Serie D. Tutto ruota attorno a questo step indispensabile, dal quale scaturiranno le prime scelte che riguarderanno il tecnico, la rosa dei calciatori, l'organizzazione generale ed altro ancora. Il nuovo direttore generale Dario Scozzeri e il DS Peppe Camarata sono pronti ad operare e sono in attesa di ricevere l'ok definitivo da parte della dirigenza. Intanto martedì prossimo 4 giugno alle ore 10 presso la sala stampa dello Stadio Seneto di Agrigento ci sarà una conferenza congiunta in presenza dell'onorevole Pisano e degli assessori Piparo e Ciulla per illustrare il progetto di illuminazione dello stadio e del nuovo corso calcistico dell'Agragas. I nostri obiettivi per il prossimo campionato di Serie D saranno importanti, hanno tenuto a precisare il patron Giuseppe Deni e il presidente Carmelo Callari. La settimana che sta per iniziare sarà importante ai fini del futuro biancazzurro. I tifosi restano fiduciosi, affacciati comunque alla finestra in attesa di eventi. Intanto, oltre la gara di ritorno al primo turno della fase nazionale tra Profavara e Pompei, che rappresentano il gruppo O, Campania A e Sicilia A, si gioca anche il match di andata tra le seconde classificate del gruppo P, che pone di fronte Aurora, Alto Casertano e Modica, che hanno superato la rispettiva fase regionale quali protagonisti rispettivamente del Molise e la Sicilia B. Per la cronaca, le due squadre vincitrici, il gruppo O e il gruppo P, si affronteranno tra loro il 9 giugno e il 16 giugno invece si giocherà l'andata per l'unica promozione in Serie D. Come dire che nel caso si classificassero per il secondo turno Profavara e Modica, soltanto una di esse purtroppo potrà acquisire il diritto di iscriversi al campionato di Serie D. E concludiamo con la terna arbitrale scelta per questa finale nazionale tra Profavara e Pompei. La gara sarà diretta dall'arbitro Marco Stanzani di Bologna, mentre gli assistenti arriveranno entrambi da Torino e si tratta di Domenico Manzari e Riccardo Trionfante. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Ricordiamo che i programmi TTVA si possono vedere in tutta Italia sul canale del digitale terrestre 268. In streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 con la replica mattutina alle ore 9. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana da parte nostra.